Parliamo della 22esima edizione della maratona che lei organizza insieme al suo staff, un appuntamento importante che vedrà tantissimi persone gareggiare, diciamo, qui alla Valle dei Templi. Sì, domenica 29 marzo alle ore 9 dal Viale Falcone Borsellino parte la 22esima mezza maratona della Concordia città di Agrigento. Ormai è un appuntamento costante nel panorama del running italiano e infatti nella nostra gara partecipano tantissimi atleti che vengono dal resto dell'Italia. Ci sono chiaramente i siciliani, ma moltissimi vengono da fuori. Alcuni anche runner siciliani che vivono fuori dalla Sicilia ne approfittano per scendere qua nella loro terra, è il caso di dire, e stare un po' con i familiari. È un'occasione importante per il nostro territorio perché anche una città come Agrigento, che è una bellissima città, ha bisogno di questi eventi che portano persone, turisti che vengono a soggiornare qua per 1 o 2 giorni ed è importante avere queste manifestazioni. Quindi domenica alle ore 9 dal Viale Falcone Borsellino parte questa gara che attraverserà il Viale delle Dune, il Viale Viareggio, salirà verso i templi fino al Tempio di Girone e poi riscenderà di nuovo per avere l'arrivo sul Viale Falcone Borsellino. Ai cittadini chiediamo di applaudire i vari runner che corrono per le strade della nostra città. I ragazzi hanno delle magliette multicolori, quindi portano allegria, allora cerchiamo di accoglierli con tanta simpatia e con tanto calore. Ecco, abbiamo già un numero stimato di partecipanti. Sì, siamo a oltre 800 iscritti e che per noi è sempre un conforto perché vuol dire che la nostra gara è apprezzata da tutti i runner, sia siciliani che anche da quelli italiani.